Prima epistola di San Giovanni, capitolo primo, introduzione. Ciò che era dal principio, ciò che n'avemo inteso, ciò che n'avemo visto coi nostri occhi, ciò che n'avemo contemplato e che le nostre mani hanno tocco per ciò che riguarda la parola di vita, e avete stata manifestata e l'avemo vista e gli diamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna che era vicina al Babbo e che ci è stata manifestata. Ciò che n'avemo visto e inteso lo annunziamo anche a voi, affinché anche voi siate in comunione con noi. Orbè, la nostra comunione è con il Babbo e con il suo figliolo Gesù Cristo. E scriviamo queste cose affinché la nostra gioia sia perfetta. Dio è lume, il peccato e il perdono. La notizia che ne abbiamo imparato da Ello e che noi annunziamo è che Dio è lume e che in Ello non c'è bugiura. Se noi diciamo che noi siamo in comunione con Ello e che non marchiamo in lo buio, siamo bugiardi e non pratichiamo la verità. Ma se non camminiamo in lo lume, come Ello stesso è in lo lume, siamo mutualmente in comunione e il sangue di Gesù Cristo, suo figliolo, ci purifica d'ogni peccato. Se noi diciamo che non abbiamo peccato, ci inganniamo noi stessi e non abbiamo la verità. Se non confessiamo i nostri peccati, Ello è fido e giusto per perdonarceli e per purificarci d'ogni iniquità. Se noi diciamo che non abbiamo fatto peccato, famo bugiardo e a sua parola non è in noi.